Cari amici, buongiorno. E con queste musiche che volevamo aprire il primo giorno di Natale, dopo la serata di Santo Stefano, con le deliziose musiche del maestro Di Maio. E però dobbiamo darvi anche le notizie sul tempo. Quindi vi leggiamo questa notizia che viene da Apicom. A Venezia è tornata l'acqua alta, mentre è allerta anche nel resto del Veneto. È sotto osservazione infatti l'acqua del fiume Bacchiglione, esondato a novembre, che ha fatto segnare i 5,20 metri nel centro di Vicenza e poi a Ponte degli Angeli. Questa è l'agenzia Apicom. Va bene? Un'altra cosa che ci interessa segnalarvi è da TVA Vicenza un bel filmato che racconta i 12 giorni dell'alluvione, ovvero il 1° novembre 2010 in linea sul sito alluvionati 1-2 novembre 2010, ma anche l'abbiamo trovato sul sito del comune di Vicenza e ovviamente sarà anche sul sito di TVA. Ecco, cari amici, la documentazione del Natale a Vicenza. Va bene? Ieri abbiamo monitorato i fiumi della città. Ecco, queste immagini ci piace più commentarle con questa musica. Assai eloquente. Le agenzie dicono neve al centro e al nord, Natale, allagamenti e frane, maltempo, scatta l'allarme fiumi in Veneto 21 ore fa, e lo dice ADN Cronos. Ecco, vi ringraziamo. Da Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, Natale 2010.